vabbè. Dimmi Giovanni, che lavoro fai? Il posteggiatore, Dove? a Signorino. A Signorino? È un lavoro redditizio? Guadagniamo la giornata, ci difendiamo la vita. Esatto, dimmi, come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? Che tipo di ragazza vai cercando? A essere bionda, mora, a essere bionda e mora. Cioè bionda e mora? Beh, diciamo un mezzolato biondo e mezzolato moro. Poi? Come età? Anche 42, anche 42. 42. Dai 42 a salire oppure dai 42 a scendere? A salire, a salire. Dai 42 a salire. Quindi ti piace la donna matura praticamente, più grande di te? Certo. E come mai? Perché la donna matura c'è più esperienza. Tu prendi una a 18 anni non sa fare niente in casa, invece la donna matura ha più esperienza, sia di casa sia di fuori. Certo. Ti interessa l'aspetto fisico? Deve essere bella, perché se non è bella facciamo a mettere il cuscino una parte, come capitavo. Hai avuto un'esperienza del genere? Sì, una bella donna. Mi capita poi, mi capita male, che non era manco dittare proprio, non era di guardarla veramente. Addirittura, e come è finita? Ci mi sul cuscino, no, se ne va a letto. Esatto. E su cosa successo? D'altronde non è che puoi fare sempre col cuscino, per cui giustamente... Cioè, avesse una bella donna che avesse simpatica, va. Tipo, quanto dovrebbe essere alta? Quanto è me? Tu quanto sei alto? 1,80 m. Sei alto, 1,80 m? Troppo grosso, devo dimagrire. Esatto. Dimmi, che cos'è che vai guardando tu in una ragazza come aspetto fisico? La prima... C'è da lì il petto, c'è da lì gli occhi, c'è da lì il labbro. Cioè, ma la prima cosa proprio necessaria che tu vai guardando quando vedi una ragazza? Le cosce. Ti piacciono le cosce? I cosci, il petto. Come le dovrebbe avere le cosce praticamente? È bella, avesse tutta simpatica, Cioè, avesse snella. Snella. Snella con delle belle gambe praticamente. Avere bello fisico, avere bello corpo. Esatto. Vabbè, dimmi Giovanni, come passi il tempo nella giornata? Quali sono i tuoi hobby? Vado a mangiare il panino, vado a mare, faccio il giro con la bicicletta, vado nella mia signora, quella che stava a Mazzara a Sassasatti. E ti passa il tempo? Sai fare qualcosa in particolare? Mi hanno detto che sai raccontare le barzellette, sì? C'è chi dà di bene, non ti conto che dà di bene. Una volta c'era Pierino è andato a scuola e dicendo papà dice mi faccio la terza elementare. Adesso quando sono riuscito a fare proprio primo superiore. Incredibile, bellissima come barzelletta. Il magazziniere praticamente, Sì, tu prendi i pacchi, li scendi. Aiutando